Neanche contro la Salernitana, il Cagliari non riesce a vincere neanche contro la peggiore squadra vista in questo campionato. Non riesce a vincere malgrado vada in vantaggio, malgrado riesca per lunghi tratti a tenere il pallino del gioco, malgrado sembrava avere la capacità anche di tenere lontana la Salernitana, di non dover necessariamente indietreggiare. Invece ancora una volta la paura, secondo me, la debolezza mentale di questa squadra, l'incapacità a ritenersi qualcosa di più di una semplice squadretta ha portato a conquistare campo, ha permesso alla Salernitana di conquistare campo e di battere quei calci d'angolo di troppo che sono nati anche in virtù di troppi affanni, di troppi pensieri per la testa, di troppe situazioni in cui la tensione si taglia a fette. È un peccato, un vero peccato, perché poteva essere la partita del rilancio con tanti giocatori che sono ritrovati, con Pavoletti rinconsacrato dopo essere stato per lungo tempo messo da parte. Sembrava essere veramente la rinascita che avevamo già visto in occasione delle partite che negli ultimi anni hanno caratterizzato molte volte il cambio di direzione del Cagliari. Invece non è stato così, e non è stato così per quei difetti che continuano a essere soprattutto dei difetti che riguardano la testa dei calciatori, l'ambiente in cui vivono, l'incapacità a gestire le situazioni, la freschezza, se volete, la libertà di pensiero che possa in qualche modo permettere loro di essere sereni nel momento in cui c'è da gestire la situazione finale. Eppure, ripeto, non sembrava essere così difficile, perché contro la Salernitana è vero, si è spesa la prima mezz'ora a non rischiare, a giocare lento, tenendo comunque il possesso di palla, con poche occasioni nel corso del primo tempo, però quando si è accelerato si è visto subito che il Cagliari a questa squadra poteva fare male. Il gol è arrivato con Pavoletti e non a caso, perché il giocatore d'area di rigore lo devi avere, non ti puoi permettere di non averlo, e Pavoletti è ritornato malgrado per tutta la settimana addirittura si sia pensato che non dovesse essere nemmeno convocato. Il suo piede ci ha messo il marchio su un'azione costruita con un caparbio João Pedro, che ancora una volta ha dimostrato a tutti di essere quello che più di altri sta soffrendo per questa situazione del Cagliari. Ci soffre in modo plateale adesso, anche con le manifestazioni nervose che non sono nel suo patrimonio, l'abbiamo visto nel corso della partita, insomma anche contro gli avversari, nella parte finale andare a inveire, andare a protestare, andare a difendere i colori rossoblù. Ma purtroppo per difendere i colori rossoblù bisogna vincere, bisogna trovare la vittoria, e secondo me bisogna trovare anche qualcuno che trasmetta serenità, perché questa serenità ancora non c'è, non è stata conquistata. Si sperava che fossero i risultati a permettere che arrivasse il sereno, perché non è nelle corde comunque di gestione della società riuscire a trasmettere serenità. Il risultato che manca rinvia ulteriormente quello che deve essere il decollo, rinvia ancora il discorso relativo al possibile rilancio e non permette di mettere peraltro dei punti in cascina che sono fondamentali per uscire da una situazione critica, perché sei là in fondo alla classifica con soli 8 punti, distante almeno 2 gare, 2 successi da quella che dovrebbe essere la quart'ultima posizione, che ti dovrebbe garantire una maggiore serenità, appunto, perché il tema di oggi è proprio questo. Il Cagliari oggi non ha vinto perché non è una squadra serena, perché non c'è un clima che possa permettere ai giocatori di giocare secondo quello che loro sentono, e per questa paura latente che continua a serpeggiare all'interno del gruppo, una tensione che anche quest'oggi è stata pagata a caro prezzo, con un pizzico di sfortuna, se volete, perché nell'economia della partita ai punti il successo del Cagliari ci stava assolutamente tutto.